Nasce ad Alcamo un'accademia musicale. L'iniziativa è dei fratelli Maurizio e Giuseppe Calandra, che da 15 anni continuano a mietere successi. Ebbene Maurizio, di che cosa si tratta? Allora, noi cogliamo l'occasione, anche attraverso la vostra emittente, di invitare intanto tutta la cittadinanza di Alcamo, chiunque volesse partecipare anche nelle zone limitrofe, perché domenica 28 gennaio inauguriamo l'Accademia The Vocal Academy ad Alcamo con Silvia Mezzanotte, diciamo leader di Mattia Bazar, e ci sarà lei, presenzierà lei, ci saranno tantissimi ospiti del mondo dello spettacolo e quindi siamo felici di aprire questa attività accademica ad Alcamo, perché adotta un metodo molto particolare. Siamo rimasti colpiti del loro metodo di canto, appunto abbiamo deciso di stringere questa collaborazione con loro. Giuseppe, vuol dire che si insegnerà canto nella vostra accademia, e dove si trova la sede? La nostra sede si trova sempre ad Alcamo, come diciamo in via Gian Giacomo Adria. E la cosa che volevo sottolineare è anche che ci sarà la presenza di Riccardo Russo, che è un collaboratore grandissimo, che ha fondato assieme a Silvia Mezzanotte la The Vocal Academy, per cui vi aspettiamo numerosi domenica 28 dalle 17 in poi. Che cosa insegnerete ai ragazzi? L'Accademia è basata inizialmente sul canto, ma apriremo anche altri laboratori didattici sempre nel campo musicale, quindi vuole essere uno stimolo anche per i giovani di oggi. È ovvio che la musica è sempre una valvola di sfogo, io amo dire questo, quindi molto importante per i ragazzi. Una musica a 360 gradi o proiettata verso determinate direzioni? No, sicuramente a 360 gradi, perché i giovani giustamente seguono anche un iter musicale diverso da quello che è la nostra musica, però chissà, potrebbe anche nascere qualche altro giovane che potrebbe seguire le nostre orme sulla musica siciliana, mai dire mai. Voglio ricordare anche che tutto questo nasce anche in collaborazione con la nostra associazione, l'Associazione Musicale Culturale Siciliana, appunto, che si sta mettendo avanti per portare avanti questo progetto e dare questa valvola di sfogo, come diceva mio fratello, ai giovani e anche non giovani, perché è aperto a tutti, per cui vi aspettiamo anche per venire a vedere i nostri locali. Solo musica o anche strumento musicale? No, all'interno, ecco, lo anticipiamo, ma è giusto che venite a vedere di presenza. C'è uno studio di registrazione, c'è una sala prove con tutti gli strumenti, ci sono 2 aule di canto, un'altra ne stiamo aprendo, ma ripeto, siamo aperti a diversi indirizzi che riguardano comunque qualsiasi attività musicale. Vi aspettiamo veramente in tanti, segnatevelo sul calendario. 28 gennaio, ore 17, Alcamo. Vi saluto e vi aspetto a braccia aperte.